Scatman's World. Bella raga, ciao del comandante veneziano, siamo su Motorsport Manager, siamo al Gran Premio di Monaco, Germania, Monaco di Baviera, e niente, speriamo di fare una bella gara anche qua, ci sarà l'esordio di Alexia Pernet, e niente, speriamo bene, la Pernet è soddisfatta, non al massimo, perché chiaramente noi siamo piloti paritari, e ha la macchina leggermente inferiore, però vabbè dai, adesso proviamola e vediamo cosa ci può regalare nella prima gara in Germania. Raga, ci becchiamo dopo. Ragazzi, il Cume comincia a macinare, anche la Pernet sesta, Molly Fox terza. Non bisogna demordere, signori. Veneziano sta risollevando un po' tutto. Speriamo bene, la Windsor Racing ha fatto bene, però è chiaro che per arrivare quarti sarà dura, ma intanto siamo terzi e sesti. Molto bene. Stiamo sistemando anche il setup, va bene, un attimo modificato. Quello della Pernè, ok, buono, perfetto. Adesso andiamo anche da Molly, dalla mitica Molly. Stiamo su tutto ottimo, va benissimo. Stiamo beccando il setup in maniera perfetta. 11. Scelta delle gomme, perfetto. Vediamo piloti, ok, e andiamo ragazzi per un solo obiettivo. Portare a casa altri punticini importanti. Vai raga, terzi e sesti, buona qualifica. Abbiamo i bonus per le gomme medie. E a 3 è sempre gara 3. Vai Molly. Madonna, la Sharp è devastante. Brava Molly. La Molly è seconda, ma calma, manca ancora una vita chiaramente. Perne quinta che nel sorpasso è fortissima. Dai Molly. Deve scappare, speriamo se la Molly scappa via è fatta. Ci siamo messi anche bene come affidabilità. La Pernè è quarta. Dai ragazzi. Dai che il Cume piano, con calma, dopo le sofferenze di inizio stagione, stiamo un po' rientrando, raga. Detto che la Sharp è, cioè, loro sono veramente insuperabili. Vai, e andiamo con il nostro giallo arancio che ci ha regalato tantissime imprese. Bisogna tenere le gomme, attenzione, ho subito Wexler, mi dà fastidio Wexler. Si sta già avvicinando Wexler. Previsioni meteo danno sereno e questo è importante. Occhio ragazzi, appena abbiamo abbassato i giri subito si è avvicinato molto Wexler. La Pernè è un po' staccata. Attenzione, Molly è terza. Molly purtroppo è terza. Bloccaggio per De Graaf, però ragazzi è proprio una macchina di merda De Graaf, perché siamo terzi e quarti per il momento. Comunque non lo butto via come risultato, anzi. Ci dobbiamo tenere assolutamente le gomme, 27 giri. Dai ragazzi, terzi e quarti, vediamo la Pernè con chi sta lottando con De Graft, col porco di De Graft. Tanto nessuno va ai box per il momento. Nessuno dei primi va ai box. Mettiamo sul risparmio. Non se riusciamo a fare un giro in più. Perché noi purtroppo abbiamo un problema di usura importante. Ok, vanno tutti ai box, ora tiriamo per quest'ultimo giro. No, anzi con lui no, però con lui no. Sono andare ai box con la Molly. Vai Molly, 15 giri. Loro mettono le dure.
Ok. E veloce. Dai, dai Molly. Siamo primi secondi, sarebbe bello finire così, ma è un po' impossibile. Vai. Pit stop adesso anche per lui, sempre 13-15, carburante. Oddio. Ai ai ai. Teniamo assolutamente per piacere. Qua forse un piccolo errore. Ma d'altronde non potevo andare insieme, se no perdevo più tempo. Per ne perderà un po', ragazzi, ve lo dico già. Però è già i box, per fortuna. È già i box, dai. La Molly è quarta. Però l'Undquist non è ancora ai box. E siamo ancora là, perfetto, perfetto. La Pernè invece è settima, purtroppo. Però anche la Pernè devono andare ai box parecchia gente, dai. Non siamo messi male, raga. Non siamo messi male. Dai Molly, dai Molly. Pit stop per Ludquist. Torniamo al terzo posto. È che purtroppo gli altri hanno una scocca migliore, c'è poco da fare. La Pernè può tornare tranquillamente quarta. ...21 giri alla fine. Fox terza, Pernè quinto. Bravo Pernè, dai, brava Pernè. Due donne abbiamo, io lo ricordo. Due fanciulle meravigliose che ci possono regalare molti punti in questa gara. Vediamo i nostri amici. Via al 18° e Costa nono. La grande boa. Purtroppo però i primi due sono inarrivabili. Pernè torna quarta, meno male. Perfetto. Anche se però c'è Lipponen vicino, che sa le gomme più usurate. Dai raga, con calma, col nostro giallo arancio che ci ha regalato le soddisfazioni più grandi. Pernè perde una posizione. La Pernè quinta. Un po' in difficoltà con questo stint. Siamo a metà gara quasi, Siamo quasi a metà gara. Adesso il nostro obiettivo è tenere il più possibile le gomme per poi finire meglio rispetto a Wexler e Sharp. Questo è l'obiettivo, ragazzi, vediamo. Molly comunque tranquilla terza, la Pernè insomma un po' più a rischio. Dai, siamo a metà gara, Fioi, metà gara. Lipponen ha preso la fuga. Comunque va bene anche così, raga. Il nostro obiettivo è arrivare quarti nel mondiale quest'anno e poi cercare di dare al presidente felicità. Per poi il prossimo anno fare una monoposto molto molto competitiva. Pit stop per Costa intanto. Anche Pernè in questo momento è tranquillo. È tranquilla. Condizioni. Le condizioni, ecco qua, forse non sono al top. ...15 giri Fox. Seconda la Fox. Seconda la Fox. Ancora gomme dure per Sharp, che chiude con le dure a sto punto. La Sharp chiude con le dure. Noi cerchiamo di stare il più possibile in pista. Questo è l'obiettivo. Per poi chiudere tranquillissimi.
Vabbè, Sharp è troppo più forte, c'è niente da fare. Molly e prima mancano 13 giri. Vai, andiamo al massimo, diamo tutto. Possiamo dare tutto, 15 giri. Sì, si rifà tranquillo, ok. Mancano 13 laps, mettiamo 14 per stare più tranquilli. Ok. Mentre la perneva il giro dopo. Vai Molly, speriamo di non consumo tanto negli ultimi giri per loro. Ok. Dai, 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 speriamo di non beccare traffico. Ok. Perfetto. E adesso può spingere lui e andare ai box. 12 giri. Ne mettiamo 13. Componenti, ok. E perfetto. La Molly è terza, tranquillissima. E adesso vediamo se Wrexler e Sharp magari è che se ce la facciamo noi con le medie, penso loro con le hard. Sì, no, beh. In teoria le prime tre posizioni sono scritte. Vediamo se la Pernè ci mantiene al quarto posto. Ah, hanno sbagliato i box, errori ai box, errori ai box. Ai 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 ai, sesti. Non ci voleva questa purtroppo. Sfortunata la Pernè, sfortunata. Comunque mi sta piacendo la Pernè molto meno di di quella della Barnella, mamma mia. Quella sì che era una merda obesa. Dai, fioi, dai. Va benissimo, la posizione della Molly comunque me la godo in una maniera devastante. È così che recuperiamo punti. Peccato per la Pernè. Peccato per la Pernè. Seguiamo un po' la Pernè se può. Sì, in realtà se negli ultimi giri spingiamo possiamo anche recuperare il quinto posto. Quarto lo vedo duro. Vabbè, vediamo. Oddio. Le sospensioni sapevamo che era il punto un po' debole. Dai ragazzi. Nella prossima gara abbiamo al massimo l'affidabilità anche quella. Dai Pernè, dai Pernè, dai Pernè. La Pernè se la vuole superare subito in pista. Dai, 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 dai. È che non voglio rischiare di usurare di più le gomme. Al massimo gli ultimi giri, ma non adesso. Oh, i primi due ragazzi sono due missili comunque, eh. Mamma mia. Buono, buono, buono. Dai, Pernè, dai, Pernè. No, no. Però, cazzo, pit stop per Sharp. Ed è comunque primo con le che sbocciami. Sharp show, fioi. Complimenti a Sharp. Troppo forte, però, è tutto 20, cioè è buggato, fioi. Le sospensioni non sono messe bene, anche sfortunata la Pernè qui in questo debutto. Non è molto fortunata la nostra ragazza. Fox per il momento terza, tranquilla. Pernè sempre sesta. Sono gli ultimi due giri, proviamo a spingere magari. 4 giri alla fine. 4 giri alla fine. Anche se va bene così ragazzi, il nostro risultato è perfetto, terzi e sesti. Trenta giri, 30, 2 laps alla fine. Cioè 3 giri alla fine, scusate.
Vedo che la Sharp con una sosta in più è in fuga, mamma mia. Una cosa devastante, signori. Stai buona per me, stai buona. Ritiro per Larsen. 2 giri alla fine. Proviamo a tirare di più. Dai, dai, ragazzi, dai. Per ne sesta per il momento. Inizia l'ultimo giro. Ce la può anche fare. Vai, tutto a cannone per tentare di superare Lundqvist. Abbiamo le gomme leggermente migliori, possiamo anche farcela. Vai per ne, vai per ne, vai per ne. Ci sta tentando in tutti i modi. Attenzione la Pernè, dai, che nel sorpasso sei dai, bene, terzo podio. Dai, dai, la fine, l'ultimo re, non ce la fa, non ce la fa. Purtroppo non ce l'ha fatta, ma buona che sesto posto. Well done, well done. Terzi e sesti. Per l'obiettivo quarto posto nel mondiale, tutto è possibile, ragazzi. Molto molto bene, Sharp vince la gara, la Sharp... troppo forti ancora, troppo forti. Molto bene. Adesso la squalifica per la Sharp, no niente, purtroppo non c'è. Terzi e sesti, benissimo. Molto bene, secondo podio stagionale. Molli bene. E subito la Pernè, ragazzi. E siamo quarti nel mondiale, raga. Dobbiamo difendere con i denti della Von Dort, la Thornton e la Windsor. Questi sono i nostri rivali, ma siamo quarti, sono presidente, se la gode, eh? Yes! E godo. Se ci manteniamo la sedia, la poltrona qui alla scuderia Ferrari, la scuderia Rossini, scusate, dopo sono cazzi. Dopo sono cazzi. Morale meno 10, perché? Perché il puttanone è un po' così. Vabbè. Ok, ok. È soddisfatto, ci prendiamo qualche soldino. Perfetto. Molto molto bene. Molto molto bene. Podio Monaco. Raga, sotto il comandone veneziano, prossima gara, Città del Capo. Ciao!